il mio braccio destro qua, il mio cavallo da battaglia, dov'è? Kevin! Dove sei, Kevin? Fammi vedere qua. Lupo! Lupo, come dico io? Come dico? Dimmi forte. Vivere. No, più forte. Vivere. Ma guarda qui però, guarda l'immagine. Come dico? 3 volte vivere, forte. Vivere. Più forte. E vai! Allora lo dico io più forte. Vivere, vivere, vivere. Vivere, vivere, vivere. Lo urla, lo dice, lo scrive. Gino Gentilin, nonno di Kevin, 15 anni, morto dopo il violento impatto con un'auto a Castelfranco, affida ai social il suo dolore, il ricordo dell'amato nipote, sempre accanto, sempre insieme. La sofferenza immane che provo, racconta nonno Gino, non la auguro a nessuno. Grazie dei tantissimi momenti di gioia e felicità che mi hai regalato in questi 15 anni. Non è giusto però che un nonno sopravviva a suo nipote. A Castelfranco, intanto, in via Sile, dove è avvenuto il tragico incidente, continua il lungo pellegrinaggio, lì dove sono state affisse foto, pensieri, portati fiori e lumini. È come un figlio, ecco. E niente. Mi sei sentito di fare questo gesto? Sì. Non lo conoscevo, però è un nostro figlio. Sei sentita di venire qui oggi perché? Sì, per dire una preghiera. Certo, io ho avuto 2 fratelli che sono morti così, uno di 26 e uno di 29. In un anno, prima il primo e poi il secondo. Quindi mi tocca particolarmente. Sono venuta qui per dire 2 preghiere a questo ragazzo, perché mi dispiace. Certe domeniche ci trovavamo a fare qualche raduno assieme. Era un bravissimo ragazzo. Come mai è qui oggi? Per ricordarlo, per ricordare lui e la sua famiglia. Siccome che io lavoro su un magazzino qui vicino a Edile e suo papà e suo nonno vengono a servirsi del materiale che abbiamo in magazzino, e durante l'estate, quando aveva un po' di tempo, veniva anche lui insieme al nonno. Era un ragazzo meraviglioso. Uno striscione è stato appeso fuori dall'istituto tecnico Sartor, dove Kevin frequentava il primo anno, dai gas da lassù. Le firme tra i tanti amici anche del fratello Jody e della sorella Linda. Saranno celebrati martedì alle 15 alla chiesa parrocchiale di Salvatronda i funerali del giovane ragazzo. Intanto anche il gruppo di vespisti di Resana ha deciso di ricordarlo a modo loro. Desiderava per l'ultimo raduno, quello del Regina Tour, che ci fossimo tutti assieme per poter vincere il campionato regionale e purtroppo lui non ci sarà fisicamente, ma ci sarà dentro di noi. La mamma ieri mi ha detto che siamo fortunati perché ci ha fatto un grande regalo, ci ha fatto conoscere, ci ha regalato Kevin per 15 anni, ed è vero. Per volontà di suo fratello Jody stiamo preparando una fascia da mettere sullo scudo delle nostre Vespe dedicata a Kevin, e penso che quella fascia là sarà la fascia che non toglieremo mai dalle nostre Vespe. Se ne va un'anima buona, un'anima gentile.